Ti sostengo. Ma sei matto, Golia? È lui che devi aiutare, non me. Mannaggia. Dissuadetelo voi, padre. Non è ancora completamente guarito dalle ferite. E un viaggio così lungo Gli potrebbe... uomini validi di Matera sono tutti lì. Difendendo Napoli si difende la nostra libertà. Deve fare il suo dovere. Quando hai deciso di partire? Al tramonto, duca. Buona fortuna, figliolo. Mandaci notizie di vittoria e abbraccia per noi mio figlio. Dirai a Paolo che... Ma che succede? Avanti, aprite. Che succede? Parla. Da dove vieni? Da Napoli, duca, e porto tristi nuove. Oh mio Dio. Ma è ferito. Mettiamolo qua, sulla sedia. Tramontana avanza su Matera. Tramontana, su Matera. Gli spagnoli hanno vinto. Napoli è caduta. Mio figlio, parla. Voglio sapere cosa ne è di Paolo. Tu l'hai visto. È ferito. Ha combattuto come un leone. Erano tanti gli spagnoli intorno a lui. Teneva alto, serrato nel pugno, lo stendardo della vostra casata. Era bello come un arcangelo. E poi è caduto. Ma l'insegna è rimasta sua, al vento. La teneva ferma il mucchio dei morti. Voglio un'accoglienza principesca a Matera. Tutta la cittadinanza sarà certamente schierata per rendervi omaggio, conte. Ho già stilato il proclama che i nostri araldi leggeranno in città qualche ora prima del nostro arrivo. Leggi. Vai pure tu. Il conte Tramontana, signore di Guardiavalle, assume il governo di Matera in nome di Sua Maestà. No, così non va. Devi dire il conte Tramontana, signore, eccetera, eccetera, che si è coperto di gloria contro i francesi a Napoli e assume il governo di questa città. E leva in nome di Sua Maestà perché non c'entra. Io assumo il governo di una città che mi appartiene. Ci torno da vincitore e basta. Ci sarei tornato con o senza l'aiuto delle truppe spagnole. Questo sia chiaro per tutti. Anche per te. Ma la vostra fortuna e i vostri successi mi colmano di gioia. Andiamo a vedere che fanno questi ragazzi, eh?
nessuna possibilità di difenderci. La città è priva di uomini validi. Evitiamo un inutile spargimento di sangue. Che ne sarà di noi, padre? Dobbiamo lasciare Matera. Tramontana non vedrà mai uno solo della mia razza inchinarsi al suo passaggio. Ma così ci dichiariamo vinti. Sopportiamo i soprusi di un traditore. Io con pochi uomini. Bisogna saper appendere. Tu conosci Tramontana. Pur di recarci offesa non esiterebbe dinanzi a nessuna bruttura. Bisogna partire. Consentite che vi baci la mano, mio signore. Addio, Antonio. Resterò a custodire questa casa che mi ha visto nascere e attenderò il vostro ritorno. Non tornerò più, mio caro Antonio. Che dite mai, Duca? Noi ritorneremo. Ne ho l'assoluta certezza, perché noi... Voi sì, tornerete. Io sono vecchio e se mio figlio è morto, non ho più forza per tornare. Non ho più scopo. Mio figlio è morto. Nessuno ha visto morto Paolo Bressi. Già, nessuno. Vi prego, padre mio. Sì, hai ragione. Tu sai dove andiamo. È un asilo sicuro. Puoi far giungere là notizie, ma soltanto se è necessario. Addio, caro Antonio. E mi raccomando, tieni il segreto con tutti. Il Signore vi accompagni. Guarda, arrivano gli uomini di Tramontana, guarda. Il conte Tramontana, signore di Guardiavalle, che si è coperto di gloria contro i francesi, assume il governo di Matera, che torna così sotto il protettorato del nostro amato signore. I materani si preparino a ricevere il loro signore con tutti gli onori che gli sono dovuti. Maledetto, non lo sopporteremo. Maledetto. È un maledetto! È un traditore! Uomini di Matera! L'odiato Tramontana sta per ritornare, ma noi non permetteremo che l'assassino dei nostri figli e dei nostri fratelli si impadronisca della città. Prendiamo le armi, corriamo le mura per far fronte all'usurpatore! Calma, Materani, calma. E voi, Marchese Taldi, frenate i vostri impulsi di ribellione. Oggi sarebbe follia opporsi in campo aperto alle forze di Tramontana. Ci sterminerebbero. Evitiamo di spargere inutilmente altro sangue del nostro popolo generoso. Sopportiamo con animo forte la sventura che ci travolge e prepariamoci in silenzio all'ora della riscossa che non potrà mancare. Tornate alle vostre famiglie, Materani, chiudetevi nelle vostre case e lasciate che la città deserta accolga il conquistatore. E ora gridate con me: viva Matera! Giovanni, torna a casa subito che arriva l'anticristo. Vieni, andiamo, Meno male. Fate presto a bere questo vino, se no sarete costretti a brindare con gli uomini di Tramontana. Ma io non ho nessuna voglia di incontrarli. Ho ancora il ricordo delle frustate sulla schiena. Fu quella volta che requisivano il grano. Ricordo. A me hanno bruciato il pagliaio, quei maledetti. E quello che hanno fatto a me lo sapete tutti. Avete inteso? Pare che sia morto Paolo Bressi. Così abbiamo perso un altro che ci difendeva. I buoni se ne vanno e le carogne restano. Le carogne, eh? Ma che fai? Sei impazzito? Le carogne. Preferirei lavare tutti i porcini di Matera, anziché far bere questo vino agli uomini di Tramontana. Oh, il vino! Ah sì, ha ragione. E vada tutto al diavolo.
Gli araldi ci hanno preceduto stamani? Certamente, signore. Nessuno viene a renderci omaggio. Bene. Avanti! Di mostrare il loro sporco viso. E invece quando doveste andarvene di qui mi risulta che hanno fatto 3 giorni di baldoria. 3 giorni di baldoria, eh? Bene, benissimo. Voglio fare anch'io baldoria. Voglio che tutti siano partecipi. Non deve mancare nessuno. E che da domani la città sia imbandierata a festa. E la gente mi dimostri l'ossequio che mi è dovuto, festeggiando il mio ritorno. Tutti i notabili della città con le loro mogli e le figlie da marito sono invitati a palazzo. Non mancherà nessuno. State tranquillo. Ehi, voi! Non dovevamo mai venire qui. Avrebbe incendiato le nostre case, non è tipo da minacciare per niente il conte Tramontana. L'eminentissimo signore, il conte Rambaldo Tramontana di Casa Maiora, signore di Guardiavalle, governatore di Matera. Cari signori, sono dolente di non avere al mio fianco il duca Bressi, grazioso proprietario di questa dimora. Ma egli, amante della solitudine, ha preferito la pace dei campi alla mia compagnia. Ora egli è lontano, chissà dove. Forse ha preferito andarsene per non assistere a quel mortorio che voi mi avete riservato come accoglienza. Conte Rucci, vedo che la vostra gotta non vi ha impedito di venire a palazzo. Siete guarito durante la mia assenza o vi ha guarito il mio ritorno? Marchese Taldi, sono dolente di non vedere al vostro fianco il vostro amato e valoroso figlio Antonio. Mi risulta che è malauguratamente prigioniero dei miei amici spagnoli. La vostra mano trova ancora la via della spada, Marchese? Se fossi un medico ordinerei di tagliarla. Posso sempre farlo, non dimenticatelo. Bene, signori, basta con questi graziosi convenevoli. Desidero che il nostro lieto incontro si concluda a tavola. Brinderemo alla fortuna della nostra amata Matera, perché la fortuna di questa città è indissolubilmente legata alla mia. Ehi, Giacomo, chi è? Amici, avvicinati. Avvicinati tu. Gesù Maria, il Duca Paolo. Che c'è? Sono ferito. Aiutami. C'è nessuno dentro? No, non c'è nessuno. C'è soltanto mia moglie. Venite.
Su a Matera ci sono gli uomini di Tramontana. Hanno bivaccato questa notte al bosco della Lupare. Sono passati di qui stamattina. Vostro padre e la vostra famiglia sono già partiti, nessuno sa per dove. Gesù Maria, il duca Paolo, ma non eravate... Sta zitta, parla piano. Buonasera, Monica. Buonasera. Adesso, signor Duca, dovete cambiarvi d'abito, è necessario. Monica, nell'armadio ci sono ancora gli abiti del notaio. Tirali fuori e prepara qualcosa da mangiare. Ci penso io, preparo subito. Voi venite con me, voglio curare le vostre ferite. Un momento. Apri la porta. Tutto deve sembrare normale. Nobili, signore e signori, vi invito a brindare con me al nuovo splendido avvenire di Matera, che sotto il mio affettuoso governo godrà di infiniti privilegi. Ma affinché io possa saggiamente governare, voglio che la popolazione mi dimostri la massima scrupolosa obbedienza. E ora ho il piacere di offrirvi in assoluta primizia la lettura del primo editto da me accuratamente compilato. L'eminentissimo signore Conte Rambaldo Tramontana di Casa Maiora, signore di Guardiavalle, governatore di Matera, ordina: primo, entro 10 giorni da oggi dovranno essere versati alla cassa del governatore, io, 25.000 scudi d'oro e pertanto, ogni cittadino verrà tassato a seconda dei suoi averi. Detta cifra servirà alla costruzione di un decoroso castello, dimora definitiva del vostro amato signore. Secondo, altri 25.000 scudi saranno versati per provvedere alle spese di riorganizzazione del mio esercito. Ancora? Ma è impossibile, non ce la faremo. Nemmeno in un anno ce la faremo. Cercate nei vostri forzieri e li troverete, altrimenti sarò costretto ad espropriare i vostri beni. Espropriare i nostri beni? E ora silenzio! Silenzio! Terzo, i cittadini di Matera saranno liberi di circolare solo dall'alba al tramonto. Il coprifuoco verrà applicato dall'Ave Maria. Quarto, da questo momento in tutta la città e nelle campagne circostanti sarà applicato lo ius prime noctis. A questa poi. Per tutti, indistintamente. Vigliacco, lascia stare le nostre donne. Non oserai toccarle, ci ribelleremo. Prenditi il denaro, ma lasciaci l'onore. Prenderemo le armi, non ubbidiremo mai. Nessun governatore saggio penserebbe ad un'iniqua usanza che nemmeno la plebe sopporta. E tu vuoi imporla dei nobili, sei pazzo. Ma io ti impedirò di compiere una simile nefandezza. Difenditi, o ti ammazza lo stesso. Difenditi! È pazzo, portatelo via. Portatelo via! Ma non è rimasto nessuno a palazzo. Ho mandato mio figlio a chiamare Antonio. È lui che ha ricevuto tutti in custodia da vostro padre. Forse lui conoscerà il rifugio. Ferma! Sono gli uomini di Tramontana. Una carrozza scortata con degli uomini armati. Cosa vorranno? No! Voi finite di vestirvi e ricordatevi che per tutti siete il notaio. Tavernaio! Eccomi! Non muovetevi di qui. Vengo subito! Ma insomma, è possibile vedere qualcuno in faccia in questa baracca? Ai vostri ordini, signoria. Ai vostri ordini. Ero di sopra. Sa la stanchezza. Una giornata questa indimenticabile. Chi c'è di sopra? Mio figlio, sa, è andato a Matera a rendere omaggio al grande Tramontana. E allora, è possibile? Tutto è possibile alla gente del vincitore dei francesi. Questa baracca è a vostra completa disposizione, damigelle. Queste signore hanno bisogno di rinfrescarsi e mettersi in ordine prima di andare a palazzo. Provvedi con giudizio. Ci sono camere di sopra. Sì, c'è una camera, ma potrei portare il necessario qui. Acqua, bacinelle. Qui? E perché non sulla strada, allora? Ma vede, il fatto è che su in camera c'è il notaio.
che ha fatto una brutta caduta da cavallo. È ferita. I notai dovrebbero viaggiare soltanto in carrozza o in berlina. Ditegli di lasciare la camera, e subito. Già fatto, signora. La mia camera è a loro completa disposizione. Non sapevo che i notai girassero armati come arcieri. Tempi brutti, damigella. Tempi brutti. Le strade non sono sicure. È che la mia penna non è sufficiente a difendermi. Ma la signora aveva bisogno di qualcosa. Io le cedo la mia camera con vero piacere. Vogliamo andare, Greta? Non ho bisogno di niente io. Vi attendo qui. Le faccio strada. Grazie, damigella. non occorre. So trovare la strada da sola. Rimanete in piedi finché sarò qui. Le norme della buona educazione dovrebbero almeno insegnarvi Sono che... ferito, damigella. Soltanto una caduta da cavallo, ma... Attento. Scusatemi allora. Sta bene questo tono gentile sulle vostre labbra. È strano, però. Strano? E perché? Dicerie e chiacchiere. Parlate in un certo modo misterioso che non mi piace. Siate più chiaro. Poco fa la vostra... La mia governante. Ci sono, avevo visto giusto. Visto che cosa? Vi ha chiamato Greta. Si chiama così la figlia di Tramontana, La figlia del conte Tramontana di Casa Maiora, volevate dire. appunto. Greta, da quando in qua rivolgete la parola degli sconosciuti? Il signore non è uno sconosciuto. Appartiene alla conosciutissima razza dei maleducati e dei villani. Andiamo, su, salite. Venite. A che pensate? Chi potrebbe essere? Ma chi? Il notaio dell'osteria. Non avete detto che appartiene alla razza dei maleducati e dei villani? È certamente una conoscenza da dimenticare. Non è un villano. Il suo aspetto è gentile, piacevole. Ha voluto usarmi una villania. È diverso. Ma perché? La vita dei miei è nelle tue mani. Mantieni il segreto del loro rifugio. Non parlerò mai. Io li raggiungerò partendo subito. Domani all'alba potrò essere da loro. Ma siete così stanco, ferito. Riposatevi almeno un po'. No, devo andare. E per tutti io sono morto. Devono credermi morto. Solo così potremo vincere la nostra battaglia. Non posso fare altrimenti. Giacomo, per piacere, procurami un buon cavallo. Senz'altro, signore. Devo andare via subito. Signore, portatemi con voi a combattere, voi che mi avete insegnato l'arte. No, tu resta qui. Potrai essere utile. Al momento opportuno ti manderò a chiamare. Al momento opportuno contate anche su di me. Dovete applaudire.
Avanti l'applauso! Lasciaci andare via invece, facci tornare alle nostre case. No, dovete divertirvi con me. Comando io qui. Ancora danze! Non sono degni della vostra compagnia. Mandateli via, scacciateli dalla vostra casa. Allora via, straccioni! Via tutti! Ma è un pazzo, solamente un pazzo avrebbe osato di Buonasera. Sono la figlia del conte Tramontana e sono lieta di vedervi nella nuova casa di mio padre. Non avete l'abitudine di rispondere al saluto di una dama? Questa è la casa onorata del duca Bressi e tuo padre la disonora con la sua presenza. Fermatevi! Come vi permettete di levare le mani contro una nobile dama? Grazie. Ancora più buio. La luce mi dà fastidio. Figlia mia, ti piace la mia nuova casa? Mm? Quello è il tuo appartamento. Non approvo. Ma io caccio via anche lei. Che ne dici? È la vostra unica figlia, signore. Sarà un po' stanca, nervosa. In nome di Tramontana morirà con me. Per questo voglio farlo grande, immenso. Faccio tutto da solo. Filiberto, Com'è andato il viaggio? Le hai parlato di me? ma certamente ho messo in luce i tuoi pregi e ho taciuto i difetti. E qui com'è andata? Magnificamente. Si è fatto odiare da tutti, più di prima, molto di più. Pretende imporre lo ius prime noctis. Ha firmato il proclama. Ma è impazzito, nessuno a Matera sopporterà un'onta simile. Si ribelleranno ed è quello che voglio. Filippo d'Aragona capirà che io solo posso tenere questa città. Il piano è perfetto. Distruggi la potenza del padre e ne prendi il posto. Sposando la figlia erediti legalmente i beni dei Tramontana, che ormai sono molti. E io? Come c'entro nel gioco io? Io ho l'abitudine di tener fede alle mie promesse. Dovresti saperlo ormai. Ricordati che tengo molto al ducato e alle terre di Francavilla. E poi la corona di duchessa mi sta molto bene. Ma io... Buonanotte, messere, grazie. Buonanotte. Amen. Requiem eterna dona i domine lux perpetua luce a te, requiescat in pace. Amen.
Innanzi a Dio misericordioso, giuro di punire il colpevole della tua morte. Perdonami, padre, se non sono stato al tuo fianco per difenderti. La mia vita è dedicata a te, padre. Per le spese di riorganizzazione dell'esercito e per la costruzione del castello che sia degna dimora del nostro amato governatore il conte Tramontana, sarà stanziata la somma di 50.000 scudi d'oro. Pertanto, si stabilisce che ogni cittadino sarà tassato secondo i suoi averi fino al raggiungimento di tale somma. In tutta la città e nelle campagne circostanti sarà applicato lo ius prime noctis. Duke, questo affare del palazzo, che vogliono i soldi, io l'ho capita. Ma quello ius prime notte, che vuol dire? Quando è che ti sposi tu, Gioacchino? Io, a fine mese. A fine mese, te ne accorgerai con Tramontana. Bisogna pensare a cose monumentali, eterne. Le pietre raccontano della passata grandezza. E io voglio essere ricordato come un grande. Il mio castello deve essere il più bello, il più sontuoso. Ma voi siete un architetto importante? Beh, questo io non lo dico, lo lascio dire agli altri. Perché quando si è sicuri della propria grandezza non vedo. La modestia è la virtù degli inetti, ricordatelo. Mi sembra un castello già molto importante, costa un mucchio di soldi. Abbiamo già superato... E tu che cosa stai a fare? Perché non trovi altro denaro? Imponi altre tasse? Gli imbecilli pagheranno. E qui pagheranno tutti. La corda troppo tesa si spezza. Ti spezzeranno le loro schiene sotto i colpi delle frustate. Ah, padre, perché parlate così? Non è giusto. No, insomma, basta, tu non devi interferire. Provvedi a quanto ti ho detto. E ricordati che non amo discutere. Sono molto preoccupata. Mio padre, senza accorgersene, prepara la rivolta del popolo di Matera. La gente è stanca, disperata. Alla disperazione e alla rivolta il passo è breve. Io cerco di mitigare i suoi impulsi. Veglio sulla vostra felicità che mi sta molto a cuore, e voi lo sapete. Io vi rinnovo. Non ora, vi prego. Sono troppo turbata. Posso almeno sperare. Occorrono uomini fidati per la causa dei Bressi. All'attacco esterno dei partigiani deve corrispondere la rivolta della città. Ma tutta Matera è per i Bressi. Nessuno più potrà sopportare le angherie dell'usurpatore. Le tasse, le requisizioni hanno ridotto tutti alla miseria. Altri 2 mesi di questo regime e saremo alla fame. Non rispettano più nemmeno le donne. Con le loro leggi nessuno si sposa più a Matera. E della moglie di Rocchino, lo sapete? Che le è successo? Ieri si sposava alla chiesa di Ripalunga, fuori dalla città, e allora... Sono arrivati gli sgherri di Tramontana. Lei, per sfuggirli, è scappata sul campanile della chiesa ed è caduta. È un'infamia! È ora di finirla! Calma, calma. Conservate le vostre ire per il giorno della riscossa. Ma è sicuro che Paolo Bressi sia vivo? È vivo come me e come te. E allora dov'è? Vogliamo vederlo. Io solo lo so. E non lo dirò a nessuno. E voi farete bene a tacere su tutto se tenete all'onore delle vostre donne, se amate la libertà. Chi è? Aprite! In nome del conte Tramontana! Come se niente fosse. Allora, ci aspettiamo! Buffalo!
In nome del governatore, fermatevi! Basta, fermatevi! Fermi! In casa tua si tramava il tradimento, ma non sfuggirai alla forca. Viva i pressi! Viva la libertà! Lasciatelo perdere, non correrà molto. Portateli fuori tutti. Avanti, presto, traccioni. Via. Giacomo. È il ragazzo. Hai fuggito. È salvo. È dalla giusta parte. Dovevo esserci anch'io. Grazie. Ognuno di voi risponde personalmente degli uomini che arruola. E attenzione, un solo passo falso e siamo tutti perduti. Tu, Alfredo, su quanti uomini puoi contare? Una trentina e tutti di prim'ordine. E tu? 60. Tu? Io 50. Tu? Un centinaio. 40 ne porto io. Bene. Con me doveva esserci mio padre. Allora pensate che potremo contare su mezzo migliaio di uomini? Sì. Calma. Quando lo riterrai opportuno avrai tutti gli uomini che ti servono. Io ho più impazienza di voi, ma bisogna farsi animo e sapere aspettare. Adesso, amici, tornate pure a casa. Ci rivedremo qui ogni 8 giorni. E attenzione, io per tutti sono morto. Sei morto quello? Si dice, ma sei più vivo dei vivi. E poi ci siamo noi. E allora, ci vuoi dire dove si nasconde il bel Paolo Bressi? Paolo Bressi è morto. Io volevo provocare la sommossa e ho fatto credere che fosse vivo. Tu resusciti i morti. Alzati, Lazzaro, e cammina. Ma tu non sei che un piccolo uomo. E tu ricordati che i morti sono morti. Paolo Bressi vi fa paura anche da morto. Ma tu hai detto che è vivo e si nasconde. Non potevo sapere che fra noi c'era una spia schifosa, ma la pagherai come la pagherete tutti. Evviva la casa dei Bressi! Dovrei odiare te come odio tuo padre. Ma gli somigli così poco.
mio braccio. Cosa avete? Lasciatemi vedere. Oh, non è niente. Posso fare da me. Sì, non è niente, non è grave. Per ora basterà questo. Ma voi non dovreste cavalcare da sola. È un'imprudenza. Perché? Si fanno cattivi incontri da queste parti? Sono brutti tempi. Ah, io non me ne preoccupo. Non c'è pericolo per me. Sono la figlia di Tramontana. C'è pericolo anche per lui. Voi credete che mio padre abbia molti nemici? Molti. E voi siete uno di loro. No, io sono soltanto... Ma cosa vi abbiamo fatto? Perché ci odiate? Vi ho sentito quando l'avete detto. Odiare voi? Ma che dite? Non mi sarebbe possibile, credetemi. Ma vostro padre si è resa nemica tutta Matera. Ha usurpato queste terre rendendone schiavo il popolo. Non è vero, non è vero, voi mentite. Siete un ribelle, signor notaio. E se anche lo fossi? E adesso volete aiutarmi a rimontare in sella? Vorrei fare la strada con voi, ma so che mi considerate un nemico. E avete ragione, per vostro padre lo sono. Allora è vero quello che si dice. Da oggi in poi non uscirete più sola a cavallo. Certe voci mi danno fastidio. Ma io torno a chiedervi se è vero. Figlia mia, avete il cuore troppo tenero. Ricordatevi che per essere un buon governatore bisogna sapere usare la forza. Guai a mostrarsi deboli. Padre, io non mi intendo di governo, ma non posso pensare che voi approfittiate del vostro dominio per compiere azioni che gettano odio su voi e su me. Ma che cosa dite? Sì, odio. Quando cammino per la strada la gente mi guarda con disprezzo, con livore. Odio? Livore? Invidia, figlia mia. Solo miserabile invidia. Per le vostre vesti preziose, per la vostra bellezza. E poi perché siete la figlia amata del grande Tramontana. Sbagliate, padre. Volevate dire l'odiato Tramontana. Oh, basta. Non vi permetto di parlarmi così. Solo io posso giudicare le mie azioni. Voi siete una sciocca ragazza che deve ubbidire e tacere. E poi affermate di essere un saggio governatore. Ma se proibite anche a vostra figlia di dire ciò che... Ma insomma! Vi tolgo il disturbo di ascoltare altre verità. Impudente. Il popolo è stanco. Il popolo mi odia. Chi mai può averle montato la testa? Vostra figlia è una donna ormai, ha bisogno di un marito che la guidi. La sua fantasia si accende facilmente, voi siete sempre troppo occupato per accorgervene. Ci vorrebbe una persona affidata e devota a voi che la riportasse sulla giusta strada. Stai per caso perorando la tua candidatura alla mano di mia figlia? Da anni io sono un vostro devoto. L'amico, il consigliere, non vi ho dato abbastanza prove di fedeltà. Sì, ma non vedo cosa c'entri questo con la mano di mia figlia. Poi non sono ancora sicuro. Di cosa? Che tu mi piaccia. Ego coniungo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Evviva! Evviva! Io, Mario del Balzo, dei Marchesi di Valle Cupa, giuro di consacrare la mia esistenza alla difesa della libertà e della giustizia. Faccio voto di devozione alla casa dei duchi Bressi, unici legali signori di Matera. Chi è convinto della giusta causa, chi ha sangue di patriota, giuri con me! Lo giuro! Lo giuro! Alle armi! Disperdiamoci!
Seguimi, Golia. Presto alla pugna. Andiamo alla pugna. Voi di là, nascondetevi! È dei nostri! Come vai? Marchese Taldi, come mai? Non dovevate venire qui di giorno. Siete sicuro che nessuno vi abbia seguito? Nessuno, siatene certo. Io dovevo venire. Il conte Rucci è stato preso dagli uomini di Tramontana. Dove? Come? Trasportava un carico di armi al rifugio di Grotta Rossa. È stato scoperto il rifugio? Non ancora. È stato catturato a Valle Canuta. Gli uomini di Tramontana sono stati attaccati da alcuni dei nostri e hanno ripiegato rapidamente su Matera sganciandosi. Ora tortureranno il conte Rucci e quello forse parlerà. Non credo. Il conte Rucci è un uomo valoroso. Sì, ma è tanto vecchio e ammalato. E forse neppure noi resisteremmo alle torture di quei carnefici. Porta il mio cavallo. Dove volete andare? A Matera. A Matera. Impossibile. Andrò solo. Se non dovessi tornare prenderà il comando mio cognato, Mario del Balzo. Portatemi con voi, signore. No, tu resta con gli altri. Andiamo, Marchese. Portatemi con voi, Ma dove signore. vuoi andare se hai ancora la bocca che puzza di latte? Stai calmo. Piuttosto sapete far questo? Accidenti, hai visto? Noi però non lo lasceremo solo, sei d'accordo tu? Mi miti a nozze quando si tratta di battaglia. Mannaggia. Caro conte, la gotta e la vecchiaia non vi impediscono di fare il ribelle. Mi hanno riferito che facevate la scorta a un carico d'armi. È vero? Potrei di grazia sapere cosa dovevate farne? A chi era diretto? Contro chi dovevate usarlo? Perché non volete parlare? Come vedete, il conte Tramontana è ben disposto verso di voi. Vi fa delle gentili domande e voi dategli delle cortesi risposte. Su. No, non so niente. Non mi farete dire niente. Non mi fate paura. Conte Rucci, siete anche un presuntuoso. Sappiate che qui noi facciamo parlare anche i sassi. Ma perché vi ostinate così? Ci obbligherete ad usare metodi a cui non vogliamo ricorrere che in casi estremi. Noi odiamo la violenza. Su, parlate, non vi sarà torto un capello. I vostri metodi potranno avvilire e uccidere il mio corpo, non le mie idee. Le idee di libertà e di giustizia non muoiono mai. Basta con queste stupide chiacchiere! Le idee, la libertà, la giustizia, parole, tutte stupide parole! Voi facevate la scorta a un carico d'armi. Queste armi erano certamente destinate a un gruppo di ribelli che sperano di agire contro di me. Ora io voglio sapere tutto da voi, tutto. Quanti sono? Chi sono i vostri complici? Dove si nascondono? Mi dovete dire tutto. Dovessi bruciarvi vivo, voi parlerete. Avanti, cominciate. Applicate il meglio del vostro repertorio. Non ce la fa più. Non dà segni di vita. Imbecilli, avete esagerato. Se muore senza prima aver parlato, vi farò fare la stessa fine. Portatelo nella sua cella. Ricominceremo domani se sarà ancora vivo.
mano, Golia. Presto. I capelli. Attenti. Lasciami il piede. Fammi passare, cretino. Colterucci. Vai avanti, Golia. Fermati. Fammi passare. Cosa hai paura? Avanti. Sì, aiutami a scendere. Scendi. Ma ce l'hai coi piedi miei. Scendi. Ma come faccio?
sentito un rumore da quella parte. Sì, è sembrato anche a me. Andiamo a vedere. Voi. Zitta, vi prego. Non ho alcuna intenzione di farvi del male. Cercano voi, mi sembra. Entrate, presto. Sì, è vero. Cercano me, ma non mi hanno ancora preso. Potrei dare l'allarme. È molto facile, non credete? Per chi non lo fate? La finestra è aperta. Su, chiamate. Siete molto sicuro di voi? Siete coraggioso o temerario? Fate voi. Dimenticavo di darvi il benvenuto nella vostra casa. Nella mia casa. Osservo qualcosa che vi appartiene. Questo è vostro. Capisco. Allora sapete che sono vostro nemico. So che siete nemico di mio padre. Avete bisogno di qualche cosa? Con chi parlate? Non ho bisogno di niente. Parlavo da sola, anzi parlavo con i fantasmi del passato. Non sapevo che avete l'abitudine di origliare le porte. Vi prego di ritirarvi. Scusatemi. Grazie. Greta, perché l'avete fatto? Non lo so. Non so più chi ha torto e chi ha ragione. Sento intorno a me l'odio della gente, la perfidia di Filiberto, la stranezza di mio padre e quella donna che mi spia. Sono tanto infelice, credetemi. Cosa posso fare per aiutarvi? Voi aiutare me. Ma non comprendete che siete prigioniero, braccato. Voi volete che io sia salvo? Allora devo andarmene da dove sono. Ma io vorrei... Conosco una strada sicura. Da ragazzo giocavo sempre nei passaggi segreti del castello. Addio, Greta. Ricordate, mi trovo spesso a passare per il ruscello di Valle Cupa. Ci vado ad abbeverare il mio cavallo. Ma evito di saltare le staccionate. Non voglio sentire storie. La verità è che qualcuno si è introdotto di notte nel mio palazzo. Ha girato in lungo e in largo a suo piacimento, mi ha accoppato alcune guardie e voi non siete riusciti a prenderlo. E io dovrei fidarmi di voi? Avete ragione, ma se è vero che quell'uomo è il duca Bressi, non è facile fermarlo. Quel ribelle ha il diavolo in corpo. Ma che duca Bressi? Mi state diventando tutti matti. Paolo Bressi è morto. E se così non fosse? Allora dovrei pensare che le tue informazioni non valgono niente. Comunque in questa storia voglio vederci chiaro. Tu sai cosa devi fare. Entro 2 giorni voglio sapere tutto ciò che c'è da sapere. E attento a non commettere passi falsi. Va bene, signore. Non dubitate. Vai pure adesso. Non vi preoccupate. Se ci dovesse essere Paolo Bressi fra i visitatori notturni, avrete la sua testa. Perché state così sopra pensiero, Greta? Si direbbe che siate innamorata. Per carità, cosa vi viene in mente? Non uscite oggi per la vostra solita passeggiata a cavallo? Oggi no. Non ne ho voglia. Non mi sento bene oggi.
aiutatemi, ve ne prego. Animo, animo, buon uomo. Qui siete fra gente cristiana. Che vi è successo? Sono stanco, non ce la faccio più. Sono fuggito dalle carceri di Tramontana. Ve ne prego, aiutatemi. Voglio raggiungere chi ha cuore di patriota. O sono tutti morti gli uomini di coraggio in questo paese? Sono molto più vivi di voi e di me. Presto Tramontana se ne accorgerà. Venite, venite a riposarvi un poco. Una bella fanciulla non dovrebbe girare sola con i tempi che corrono. Potrebbe fare brutti incontri. Credete? Certo. Questa volta la mia presenza non è casuale. Vi aspettavo. Mi aspettavate? E perché? Ho ripensato spesso alle vostre parole, al vostro coraggio, alla vostra tristezza. Occhi così belli dovrebbero solo sorridere. Da quella notte non ho pensato che a voi, Greta. Siete così dolci, così indifesa. Tacete, ve ne prego. Non voglio ascoltarvi. Ma perché tacere? Io vi amo, Greta, vi amo. No, Paolo, è impossibile. Anche se ci amiamo, non potremo mai essere felici. Voi siete nemico di mio padre. Allora è vero. Anche tu mi ami. Sì, ti amo, Paolo. Ma so che non è giusto, è un amore impossibile. Paolo, tu sei un uomo leale. Non puoi permettere che io tradisca mio padre. Non possiamo più vederci, non cercarmi più. Ma Greta, No, te ne prego. come vuoi tu. Ma ricordati che in qualsiasi momento tu lo desideri, io accorrerò al tuo fianco. Ogni sera una persona fidata sorveglierà la tua finestra. Se hai bisogno di me, fai un segnale. Che so, un candelabro acceso. Conosci la fontana delle rose che è nel parco? Sì. Un'ora dopo il tuo segnale, io sarò là. Addio, Greta. Quello che vi ho riferito è esatto. È stato facile più di quanto non credessi. Quella donna era una chiacchierona e allora... Che ne dice il grande politico, il formidabile Segugio? Non temere, signore, penso io a tutto. Ah! È un miracolo se non mi sono trovato Paolo Bressi sotto la poltrona. Anche voi eravate certo che Paolo Bressi fosse caduto in combattimento. Io non sono un cane da tartufi, questo è compito tuo. Paolo Bressi è vivo e passeggia a suo piacimento per il mio palazzo. Non basta! La sorella, contravvenendo alle mie leggi, si sposa di nascosto. E tu ne sei all'oscuro, eh? Mi hai fatto sfuggire la più ambita preda. Ma io... Basta con le chiacchiere! Entro domattina dovete arrestare tutti i componenti della famiglia Bressi. Ma poiché dubito, sì dubito, che peschiate gli uomini, mi accontenterò della donna. Mi servirà da esca. Scusatemi, Greta. Avete bisogno di qualche cosa? Di niente, grazie. Andate pure. Buonanotte, cara. Filiberto, Che c'è? ho sorpreso adesso la tua Greta che stava facendo dei segnali alla finestra. Che abbia un innamorato. Dei segnali? Con una torcia. Piccola ipocrita, e con me fa tanto la schizzinosa. Un innamorato, dici? Può darsi. Greta, cos'è successo? Parla, ti prego. Paolo, voi tutti correte un gran rischio. Tua sorella questa notte verrà arrestata. Paolo,
Essi sono a conoscenza che tu sei a Matera. E io sono venuto a darvi il benvenuto. Giù le armi, Paolo Bressi. In questo momento non darei uno scudo per la vostra pelle. Prendetelo! Ciao qua! Ehi, un Avanti, avanti. Avete perduto la facile parola che tanto vi distingueva? Trovo che state bene così inquadrata fra i miei soldati. Come vedete, non parla. E d'altronde cosa potrebbe dire a sua discolpa? Non sono le parole, ma i fatti che l'accusano. Ora è chiaro il vostro atteggiamento nei miei confronti. C'era chi vi metteva contro di me. Voi, mia figlia, alleata dei miei nemici. Ho soltanto cercato di salvare la vita degli innocenti. E non vi interessava sapere che quegli innocenti complottavano contro vostro padre? Ma già, il bel conte Paolo vi ha acceso nel cuore una così insana passione da farvi tremare contro il vostro stesso sangue. Non vi permetto di insultarmi. Siete degno del vostro scudiero. Egli mi è fedele, egli mi difende, è il mio solo e unico amico. Ma io che vi ho coperta di gioielli, ma perché? Vi insegnerò io ad amarmi e ubbidirmi, non dubitate. Qualche giorno di prigione vi schiarirà certamente le idee. E poi Filiberto penserà lui a raddrizzarvi. Lo odiate? Bene, io ve lo do per marito. Portatela nelle segrete. Gisella! Parla, per l'amor di Dio. Parla, dov'è Gisella? Che cosa è successo? Gli sgherri di Tramontana hanno rapito la contessa. Ci hanno massacrato. Me lo immaginavo, siamo arrivati tardi. Tramontana ha colmato la misura. Presto andiamo. Tutto è stato inutile, ti hanno già presa. Tu sei Gisella Bressi. Sì. E tu chi sei? Sono Greta, la figlia di Tramontana. Possibile. Ma allora perché sei qui in prigione? Oh, ti prego,
Non chiedermi nulla. Sono così infelice. Ah, non fare così. Paolo mi ha tanto parlato di te, sai? So che lo hai salvato. Vedrai. Vedrai che non ci abbandonerà. Ma com'è andata? Senti, ti racconterò tutto, vuoi? Sì. A me, amici! Sferreremo il nostro attacco entro 3 ore. Vi sentite pronti? Siamo pronti. Ognuno di voi si troverà sotto le mura di Matera con i suoi uomini al più presto. I particolari dell'attacco li conoscete. Arrivederci, Alfredo, e buona fortuna. Arrivederci, amici. E il grido di vittoria sarà: Viva Matera! Si combatte! E tocco io. Avanti su, prendetemi, Conte. Sono qua pronta per voi. Ah, me ne guardo bene. Sono qui. Dove siete? Oh. Chi sono? Beh, direi è una gallinella un po' matura. Oh, Conte. Sorprendetemi. Chi sono? Uno dei sensi umani più delicati è il tatto. Se esso non mi tradisce, siete una fagianetta di prima penna. Dite chi sono. Signor Conte, signor Conte! Nessuno deve osare disturbarmi finché sono impegnato in cose molto importanti. Un forte stuolo di armati, capitanati da nobili ribelli, sta marciando verso la città. A loro si uniscono man mano tutti i contadini. In città il popolo è in subbuglio. Si dice che Paolo Bressi sia già arrivato qui nei pressi del palazzo. Filiberto? Hai sentito? Che ne dici? Quel maledetto Bressi che ha preso l'abitudine di venirmi a fare visita. E tu che fai? Ti diverti con le donne? Bisogna agire subito. Non ho più bisogno dei tuoi consigli. Sei una bestia, un matto. Ti faresti giocare anche da un bambino. Hai paura della tua ombra. Ah, ci siamo già. Avanti! Approntate la difesa del castello! Le armi! Aperti le guardie, che chiudono i ponti della città quando tutti i ribelli saranno entrati. Li caricheremo con la cavalleria e li massacreremo come topi in trappola. Fermo! Non ti muovere! Ma è una pazzia! Bisogna uscire dalla città e attaccare con i rinforzi di Federico d'Aragona. Beh, aspetto! Sbrigati! Fermo! Non ti muovere! Sei pazzo, ma io non ti ascolterò. Ferma, via, con me! Obbedisci. Questo è un ordine. E allora l'hai voluto tu. Fermi voi! Ti ammazzo. Arrendetevi, calogni! Fermi tutti! Fermi tutti! Non muovetevi! Gisella! Paolo, Mario! Gisella, Greta! Via, finita le mani. Viva la libertà! Antonio! Duca Paolo! Gisella, non piangete, Antonio. Presto andiamo, non c'è tempo da perdere. Sbrighiamoci. Imbecille. Ehi, voi! Con me! Andiamo! Avevo detto che non mi piaceva.
Avanti, con me! Arrendetevi! Forza Golia, alla pugna con me! Noi due ora. Fermo, Mario. Questo è affare mio. Lasciamelo sbrigare da solo. Bene, eroe. Ci pensa lui. Ma che scandalo! Alzati, Filiberto. Alzati. Perdonami, figlia mia. Ho sbagliato tutto. Perdonami. Vieni avanti. Adesso t'ammazzo. Viva Matera!
Il conte di Matera, un usurpatore ambizioso e crudele contro una città generosa, vinta ma non doma, che prepara la rivolta sotto la guida di un audace condottiero. Viva Matera! Una storia animata da episodi cruenti, da lotte, scontri di armati, agguati e duelli. Un film che vi farà palpitare per la sorte di due giovani il cui amore purissimo è contrastato dall'odio di parte. Cosa vi abbiamo fatto? Perché ci odiate? Vi ho sentito quando l'avete detto. Odiare voi? Ma che dite? Non mi sarebbe possibile, credetemi. Ma vostro padre si è resa nemica tutta Matera. Ha usurpato queste terre rendendone schiavo il popolo. Non è vero, voi mentite. Siete un ribelle, signor notaio. Basta con le chiacchiere! Entro domattina dovete arrestare tutti i componenti della famiglia Bressi. Ma poiché dubito, sì dubito, che peschiate gli uomini, mi accontenterò della donna. Mi servirà da esca. Alzati, Lazzaro, e cammina. Ma tu non sei che un piccolo uomo. E tu ricordati che i morti sono morti. Paolo Bressi vi fa paura anche da morto. Basta con queste stupide chiacchiere. Le idee, la libertà, la giustizia. Parole, tutte stupide parole. Voi. Zitta, vi prego. Non ho alcuna intenzione di farvi del male. Potrei dare l'allarme. È molto facile, non credete? Perché non lo fate? La finestra è aperta. Su, chiamate. Ho sorpreso adesso la tua Greta che stava facendo dei segnali alla finestra. Che abbia un innamorato. Dei segnali? Con una torcia. Allora, tutto è stato inutile, ti hanno già presa. Tu sei Gisella Bressi. Quarto, da questo momento in tutta la città e nelle campagne circostanti sarà applicato lo ius prime noctis. Oh, a questa poi. Per tutti. Il conte di Matera è una vincente cappa e spada che vi darà una continua emozione, vi commuoverà e vi prenderà col ritmo incalzante della sua appassionante narrazione.